Un imprenditore non investirà mai se non ha certezze. Lo stesso discorso vale per le compagnie da crociera. Lo sostiene il sindaco Luigi Brugnaro, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Un lungo confronto che andrà in onda questa sera in prima serata alle 21. Il primo cittadino è convinto che il Tresse nuovo sia l'unica soluzione percorribile. Non si possono cambiare le carte in tavola. Sono già stati fatti gli investimenti, adesso l'autorità portuale ha fatto una gara e hanno già dato gli assegnatari. Cioè non può essere che un comune pazzoide si metta in mente e dice se cambia tutto. Perché domani ne arriva un altro e dice cambia ancora. Noi dobbiamo avere un po' di coerenza e di costanza perché investimenti di quella natura lì li ammortizzi in decine d'anni. Non è che domani dici no, ma sai cos'è? Siccome comando io, la città è mia, allora io cambio. Non funziona così, cioè non funziona nel senso che fai scappare tutti e dicono tu sei un matto. Allora noi non possiamo dimostrare questo. Poi se un domani, attenzione, se un domani qualche compagnia da crociera, ma parlo un domani vuol dire fra 10 anni, non so, più avanti, decidesse di dire ma io mi faccio uno scalo mio personale a Marghera, da un'altra parte, io non vedo niente di male, se ci sono le aree, ci sono le terre, non disturba nessuno, è un'altra cosa, ma oggi il nostro obiettivo, quello che noi abbiamo presentato, documenti ufficiali, sono questi che le ho detto io e solo su questo il Comune è deciso ad andare, per cui discorsi se, ma, domani non ci sono.